Sfiorata la tragedia in via Atenea ad Agrigento per un crollo nei locali dell'ex ospedale. I commenti e le prese di posizione dopo gli arresti della squadra mobile. Respinto il ricorso dell'ex sindaco di Realmonte, si andrà al voto regolarmente. Per lo sport, play-off per la terza categoria, illuminazione dello stadio Seneto e partita della legalità domenica al Seneto. Bentrovati da TVA Notizie. Come avete sentito nei titoli, sfiorata la tragedia ad Agrigento per il crollo nell'immobile dell'ex ospedale di via Atenea. Il servizio. Sfiorata la tragedia ed evitato per miracolo un altro grave infortunio sul lavoro. Ieri pomeriggio in via Atenea ad Agrigento si sono vissuti attimi di paura per il crollo che ha interessato i locali dell'ex ospedale dove si sta lavorando per trasformarli a sede universitaria. Impressionanti sono le immagini del crollo avvenuto nel tardo pomeriggio con conseguenze per le abitazioni circostanti. La conclusione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile era prevista per la fine del 2023, una data non rispettata e ora destinata a slittare chissà fino a quando, anche perché sono già scattati gli accertamenti disposti dalla magistratura. Sul posto, subito dopo il crollo, sono giunti il sindaco di Agrigento e il dirigente della protezione civile e i vigili del fuoco del nucleo cinofili per essere sicuri che nessuna persona fosse sotto le macerie. Il crollo ha fatto temere il peggio a chi si trovava a transitare in quel momento in via Atenea. Spaventatissimi due turisti alloggiati in una struttura vicina. Per fortuna, come dicevamo, non vi erano operai al lavoro, ma la tragedia sfiorata ripropone la necessità di prestare più attenzione alla sicurezza. Adesso sarà interessante conoscere i risultati delle indagini di un crollo davvero incredibile. Sull'operazione della squadra mobile di Agrigento, la dichiarazione dei segretari nazionale e provinciale della Polizia di Stato a letto e in pro. Arturo Cantella. Il segretario generale nazionale del sindacato MP Polizia interviene sull'azione investigativa condotta dalla squadra mobile di Agrigento, confermando l'alto profilo investigativo comprovato delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, quindi l'indispensabile attività di vigilanza che deve essere posta in essere per evitare inquinamenti di qualsiasi tipo nella concessione degli appalti pubblici. Solo in questo modo è possibile privilegiare le aziende sane del nostro Paese, individuando se ci sono precise responsabilità di funzionari dello Stato o di politici che tradiscono il proprio mandato, tradendo ai danni dei cittadini le rispettive funzioni demandate. Per tali casi, continua il segretario a letto, non vogliamo esprimere un concetto retorico, occorrerebbe individuare e applicare pene severissime, prive di benefici, senza alcun sconto di pena. Il danno che questa circostanza creano alla collettività in termini economici e qualitativi è da ritenere enorme e irreparabile. Vicende simili trascinano la realtà imprenditoriale agrigentina nel baratro della scorrettezza gestionale degli appalti pubblici, nel corso dei quali le imprese sane, che sono la maggioranza, ne subiscono le conseguenze. Le attività imprenditoriali danno lavoro e imprimono un salto di qualità per tutto il contesto lavorativo della città e in generale all'economia del paese e devono essere premiate. Le congratulazioni, continua il responsabile del sindacato di polizia MP, agli operatori della Polizia di Stato in queste circostanze non dovrebbero pervenire esclusivamente da chi è perfettamente a conoscenza dei sacrifici degli operatori della polizia per le laboriose e snervanti lunghe ore di lavoro che tali esigono, e queste dovrebbero giungere da quella parte politica e imprenditoriale sana
che vuole un contesto di legalità e trasparenza gestionale complessiva su tutti gli ambiti, libera da qualsiasi distorsione criminale, sia essa organizzata che comune. Il segretario generale provinciale Imbrò, nell'associarsi alla congratulazione espresse dal massimo responsabile del sindacato, ribadisce le congratulazioni al dirigente della squadra mobile Vincenzo Perta, ai colleghi della squadra mobile e alla magistratura agrigentina, segno che lo Stato c'è e funziona, auspicando che il nostro capo della polizia ponga maggiore attenzione alla necessità impellenti di personale di cui ha bisogno la questura di Agrigento e i nostri avamposti. E dal PD di Agrigento arriva la presa di posizione sull'operazione della squadra mobile su tangenti e appalti. Arturo Cantella. Arrivano le prime operazioni all'operazione svolta ieri dalla questura di Agrigento e la volta del circolo cittadino del PD di Agrigento, che afferma gli arresti e le indagini emerse nella giornata di ieri che coinvolgono nuovamente il nostro territorio e le figure pubbliche in presunti episodi di appalti truccati e tangenti si inseriscono in un quadro già compreso da scandali e fallimenti che da troppo tempo segnano la vita politica e amministrativa della città di Agrigento. Non possiamo ignorare, affermano i vertici del PD agrigentino, che tra i protagonisti delle cronache giudiziarie vi sia stato lo scorso anno il braccio destro del sindaco già arrestato e condannato in primo grado per gravi ipotesi di reato legate alla gestione della cosa pubblica. Una figura centrale, affermano i rappresentanti del PD di Agrigento, nell'architettura politica e amministrativa dell'attuale giunta, la cui vicenda giudiziaria ha rappresentato un durissimo colpo alla credibilità istituzionale del nostro comune. Eppure quella ferita non è mai stata realmente affrontata sul piano politico, nessuna assunzione di responsabilità, nessuna presa di distanza netta. A questo si aggiunge un altro fatto inquietante: la nomina di 2 consulenti per l'urbanistica, poi coinvolti in inchieste per corruzione e contiguità mafiosa, in un settore delicatissimo come quello appunto dell'urbanistica. Simili scelte, continuano i rappresentanti del PD di Agrigento, non solo appaiono sconsiderate, ma alimentano il sospetto di una gestione piegata a interessi lontani da quelli della nostra collettività. Nel massimo rispetto del lavoro della magistratura e del principio di presunzione di innocenza, non possiamo ignorare che la somma di questi episodi compone un quadro di degrado morale, etico, politico, amministrativo che offende la città e chi la abita. Non possiamo restare più a guardare, è il tempo di indignarsi, di reagire, di pretendere di più. Occorre quindi costruire una nuova stagione di riscatto, rinascita, fondata sulla legalità, sulla competenza, sulla trasparenza, sulla passione civica. Il circolo del PD di Agrigento afferma poi, concludendo: la città merita molto di più. Noi continueremo a impegnarci per Agrigento, per la sua gente, per un futuro che sia finalmente all'altezza della sua storia. E un intervento sugli arresti giunge anche dalla parlamentare dello stesso PD, Giovanna Iacono. Anche la parlamentare agrigentina del Partito Democratico, Giovanna Iacono, prende posizione su quanto successo ieri in città. Agrigento ha sede e le consorterie fanno affari, mentre i cittadini di Agrigento e della provincia fanno quotidianamente i conti con i rubinetti a secco, l'agricoltura è in ginocchio, i razionamenti sono sempre più frequenti, emergono verità che indignano, consorterie criminali, afferma la parlamentare del PD Giovanna Iacono, attraverso un sistema di appalti truccati si arricchiscono sulla pelle di un territorio allo stremo. L'inchiesta che ha portato oggi a diversi arresti per avere pilotato gli appalti legati alla manutenzione della rete idrica rappresenta l'ennesima prova di come i diritti e i beni comuni nel nostro territorio siano stati trasformati in moneta di scambio tra malaffare, corruzione e interessi politici silenziosi. Mentre la provincia, continua la parlamentare agrigentina Iacono, soffre una rete oscura di potere, continua a spartirsi i fondi destinati al futuro di tutti e di tutte. Si tratta di un attacco vergognoso non solo alla legalità ma alla dignità stessa delle cittadine e dei cittadini. Nel ringraziare la Procura della Repubblica di Agrigento e gli organismi inquirenti per l'attività finora svolta, auspico, conclude Giovanna Iacono del PD, un movimento
intervento deciso da parte delle istituzioni con un controllo capillare sugli appalti pubblici e sulla gestione politica e amministrativa delle nostre comunità, al fine di impedire il perpetuarsi dello scempio dei nostri territori. Cambiamo argomento. A 17 anni Chiara Runfolo, la ragazza palermitana diventata alfiere della Repubblica. L'onorificenza è stata consegnata al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella. Alfiere perché faccio attività di volontariato in un'associazione del mio quartiere da quando sono piccolina e quindi mi hanno voluto dare questo attestato. Quale quartiere? CEP, Palermo. Quartiere difficile? Sì, però comunque è molto bello, molto bello. È un'emozione comunque grande ricevere questa onorificenza dal Presidente della Repubblica. Poi certo, dare la mano al Presidente della Repubblica è stata un'emozione stravolgente. Ma le ha detto qualcosa in particolare il Presidente? In realtà niente di che, ho soltanto sostenuto il fatto che anche io come lui vengo da Palermo e quindi gliel'ho fatto presente. Il sindaco di Santo Stefano di Quisquina, candidato alla segreteria del PD in provincia di Agrigento, Arturo Cantella. Il candidato alla segreteria provinciale del PD, nonché il sindaco di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore, afferma come abbiamo completato la lista dei componenti dell'Assemblea provinciale che sosterranno il progetto democratico guidato appunto da me. Sono orgoglioso ed entusiasta, afferma Cacciatore, della squadra che abbiamo composto, per 70 donne e uomini di straordinario prestigio, ciascuno per la propria parte, portatori di storie politiche, competenze, percorsi amministrativi e vissuti professionali di assoluto rilievo. Per me, afferma Cacciatore, è un motivo di orgoglio essere sostenuto da sindaci, consiglieri comunali, amministratori pubblici, segreterie e dirigenti del partito di primo piano, i quali hanno scelto di metterci la faccia al mio fianco e a sostegno di un grande progetto di buon governo del Partito Democratico in provincia. Soprattutto è per me motivo di orgoglio essere sostenuto da tanti giovani del nostro partito in prima linea nel richiedere finalmente un ruolo da veri protagonisti per la costruzione del partito che verrà. Sono attestati di fiducia, continua Cacciatore, che mi rendono onorato e che proverò a riempire di contenuti portando avanti il nostro progetto con impegno e passione civile. Insieme avanti è possibile. Raduno ad Agrigento dal 22 al 25 maggio dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco. La manifestazione nell'ambito di Agrigento Capitale della Cultura è organizzata in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento. Il TAR di Palermo ha respinto il ricorso dell'ex sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca. Si andrà a votare regolarmente. Arturo Cantella. Il Tribunale amministrativo regionale ha rigettato il ricorso sulla mozione di sfiducia e il voto di fine maggio a Realmonte dell'ex sindaco Sabrina Lattuca durante la seduta del Consiglio Comunale di Realmonte del 14 marzo scorso. I consiglieri comunali hanno discusso e votato la mozione di sfiducia presentata nei confronti dell'allora sindaco Sabrina Lattuca. A seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia, il presidente della regione siciliana ha nominato Carmelo Burgio quale commissario straordinario del comune di Realmonte. Successivamente, con provvedimento di indizione dei consigli comizi elettorali, è stato disposto che le elezioni relative al sindaco al Consiglio Comunale di Realmonte si terranno il 25 e il 26 maggio 2025. Sabrina Lattuca ha presentato un ricorso al TAR contro la mozione di sfiducia, ha impugnato il decreto dell'assessorato regionale alle autonomie locali che ha incluso Realmonte nell'elenco dei comuni dove si andrà al voto. Di fatto, nel paese della Scala dei Turchi, le elezioni amministrative sono state confermate per fine mese. L'ex sindaco Lattuca, ritenendo illegittima la delibera di approvazione della mozione di sfiducia, aveva proposto innanzi al TAR Sicilia Palermo un ricorso contro il comune nei confronti della presidenza della regione siciliana, dell'assessorato regionale alle autonomie locali, della funzione pubblica del commissario straordinario Carmelo Burgio, dell'ex presidente del Consiglio Irene Pilato
e dei consiglieri comunali decaduti. Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il candidato a sindaco Mallia, l'ex presidente del Consiglio Comunale Rene Pilato, i consiglieri uscenti Melissa Rita Arcuri, Teresa Siracusa, Emanuele Fiorica, Salvatore Putrone, Alessandra Rita Monachino, Fabio Lillo Incardona, difesi dagli avvocati Rubino e Impiduglia. Il TAR di Palermo ha respinto quindi la domanda cautelare proposta dall'ex sindaco Lattuca, accogliendo le eccezioni e le difese formulate dagli avvocati Rubino e Impiduglia, rientrando la mozione di sfiducia tra i provvedimenti caratterizzati da un'elevatissima discrezionalità. Essa è sindacabile solo in caso di manifesta illogicità o evidente travisamento dei fatti che nella fattispecie risultano insufficienti. Quindi a Realmonte si andrà a votare regolarmente il 25 e 26 maggio di questo mese. Domani dalle 5 e fino a conclusione dei lavori di pulizia il parcheggio della stazione ferroviaria di Cammarata verrà inibito alla sosta. Con l'ordinanza del sindaco Giuseppe Manciapane viene chiesta la collaborazione dei cittadini per evitare le sanzioni previste, come ricorda l'avviso che porta la firma del comandante della polizia locale, ispettore Massimo Lompino. Il giudice Alfonso Malato è il nuovo presidente del Tribunale di Marsala. Alfonso Malato è il nuovo presidente del Tribunale di Marsala. È stato votato dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura nella riunione di ieri pomeriggio. Inoltre è stato votato all'unanimità il nuovo procuratore aggiunto di Genova, Federico Manotti. Con 6 astensioni il plenum ha votato il nuovo presidente di sezione del Tribunale di Bergamo, settore penale, Patrizia Ingrasci. Alfonso Malato, 66 anni il prossimo maggio, è originario di Trapani ma agrigentino d'adozione. Per oltre 10 anni ha prestato servizio nella città dei Templi ricoprendo prestigiosi incarichi, prima a capo dell'ufficio GIP e poi alla guida della prima sezione penale. E la polizia postale ad indagare sulla diffusione del video sulla tragedia della giovane mamma di Favara. Ci si chiede perché condividere le immagini di un suicidio, ovvero un gesto disperato, che dovrebbe invece indurre alla commozione. Perché, appunto, la morte tragica della giovane mamma di Favara, piuttosto che far commuovere pensando al dramma consumato, ha lasciato tanti ad usare il cellulare per condividere le immagini della tragedia. Un comportamento senza dubbio da sconsiderati usare la chat in questo modo. Non pensate, ha scritto in un post il sindaco di Favara Antonio Palumpo, che questo rinnovi il dolore di un'intera famiglia? Poniamo fine a questo scempio, ha scritto ancora il sindaco, e abbiate rispetto per i morti e per i vivi che li piangono. Adesso ad indagare sulla vicenda è la polizia postale, perché bisogna identificare quel cellulare dal quale è stato diffuso il video da qualcuno il cui comportamento, lo ribadiamo, è esecrabile e non ha bisogno di ulteriori commenti. Lo stress sul lavoro, come riconoscere, prevenire e agire. Ad Agrigento un convegno dei bancari. Le interviste di Arturo Cantella. Oggi un interessante convegno sullo stress nel mondo del lavoro organizzato proprio dalla Federazione Lavoratori Bancari della nostra provincia, un tema spesso poco attenzionato ma di grandissima rilevanza sociale. Guardi, come ha già ben detto lei, è un tema purtroppo poco attenzionato, però basta ricordare un dato: oltre l'80% dei lavoratori bancari oggi soffre di stress da lavoro correlato, e questo è dovuto alle continue, incessanti e martellanti pressioni commerciali che i colleghi subiscono tutti i giorni nei luoghi di lavoro. Ecco, quindi quale sarà il contributo durante questa interessante iniziativa che avete pensato di organizzare? Guardi, questo è soltanto per noi un punto di partenza. Oggi è una giornata importante perché avremo modo di discutere, di argomentare, di conoscere meglio il problema. Dopodiché è chiaro che non si limiterà e non finirà tutto in questa giornata, ma ci saranno tante altre azioni messe sul campo che andranno chiaramente a tutela dei lavoratori.
Mirella Cipolla della Fabia Agrigento, che ha tanto lavorato su un tema poco conosciuto ma di grandissima importanza come lo stress del lavoro. Sì, oggi siamo qui tutti insieme per poter dare delle linee guida di questo rischio professionale che ci sono in tutti i luoghi di lavoro, quindi lo stress lavoro correlato. Vogliamo riconoscerlo, prevenirlo, ma anche agire laddove è presente. E quindi ci saranno relatori esperti della materia. Si discute oggi di un problema spesso poco conosciuto ai più, che è proprio lo stress nel mondo del lavoro. Il vostro contributo a questo convegno? Ma sicuramente l'ambiente di lavoro è un ambiente nel quale si possono creare delle situazioni di stress. Lo stress non è di per sé una malattia, tutti noi in qualche modo siamo in tensione nel raggiungere degli obiettivi quotidianamente. Dobbiamo evitare che questo stress diventi negativo, diventi cosiddetto distress, diventi una frustrazione e quindi cercare di superare queste difficoltà, aiutare i lavoratori a intanto conoscersi, conoscere anche le proprie reazioni alla situazione di stress, cercare di gestirla e cercare poi di evitare che questo stress si trasformi in qualcosa di negativo per la propria salute. La consigliera di parità regionale ha un ruolo cruciale nel contrasto allo stress lavoro correlato, soprattutto quando questo fenomeno è legato alla discriminazione o disuguaglianza di genere, proprio perché la consigliera regionale di parità è una figura istituzionale che attenziona e tutela i lavoratori e le lavoratrici quando si tratta di materie di parità di trattamento, di non discriminazione e di benessere organizzativo. Sicuramente per riuscire ad affrontare il fenomeno dello stress lavoro correlato è necessario intervenire con delle politiche di prevenzione, con la diffusione di informazioni, con della sensibilizzazione in merito a quelle che sono le situazioni che possono generare proprio il fenomeno dello stress di lavoro correlato e certamente anche promuovere la cultura della parità e del rispetto. Tutte queste strade sono dei percorsi fondamentali per riuscire in qualche modo a modificare un quadro che soprattutto in Italia si sta diffondendo come un fenomeno allarmante. Assemblea a Palermo dell'ANCI Sicilia sulla crisi degli enti locali. Vi vediamo. I comuni fanno parte di un sistema che dovrebbe essere organizzato e sono l'ultimo anello di una catena che deve produrre poi alla fine e deve produrre servizi essenziali, sviluppare funzioni. È chiaro che se non funzionano i sistemi nazionali o i sistemi regionali, tutto poi il risultato finale lo troviamo nei comuni quando non riescono a produrre servizi, non sviluppare politiche sociali. Quindi stamattina non è un'assemblea rituale, è un'assemblea che deve leggere o fare dei congressi mirati a qualche cosa. Stamattina è un'assemblea perché mette al tavolo delle istituzioni importanti. Lei ha sottolineato che il PNRR può essere una scatola vuota. Sì, quello che devo dire non è una denuncia, è un dato di fatto. Il PNRR finanzia investimenti, finanzia infrastrutture, ha finanziato costruzioni di asili nido, finanzierà costruzione di case di comunità, ospedali di comunità, centri operativi territoriali, ma poi bisogna capire chi gestisce queste operazioni. Per gestire un asilo nido bisogna che ci siano educatori, bisogna che ci sia chi li finanzia queste operazioni. Allora bisogna mettere ordine rispetto a questo tema. È inutile parlare di PNRR, parlare di FESR e FSC, al di là dell'aspetto già gestionale del PNRR, del caricamento su piattaforma Regis, sul fatto che c'è un ritardo di trasferimento dei fondi dal nazionale ai comuni in maniera incredibile, al punto che i comuni hanno voluto indebitarsi con Cassa Depositi e Prestiti o addirittura utilizzare la propria scopertura di tesoreria per non chiudere i cantieri finanziati dal PNRR. Con ANCI Sicilia abbiamo un'intesa risalente che ha prodotto risultati molto importanti. Abbiamo svolto un monitoraggio finanziario molto attento sulle condizioni di fragilità finanziaria degli enti locali e abbiamo sviluppato delle strategie che stanno producendo i primi risultati utili sul versante della prevenzione finanziaria affinché i disequilibri emergenti dalle condizioni di bilancio siano affrontate tempestivamente con misure di risanamento e misure di superamento.
Ovviamente laddove ci sono delle cause strutturali, la funzione del controllo deve arretrare il passo ed entrano in gioco le riforme normative che da un po' di tempo cominciamo a sollecitare. La nostra presenza testimonia anche l'impegno a stare vicino ai comuni, a collaborare e a mettere a disposizione anche le risorse e soprattutto a farlo in tempi più celeri possibile. E sappiamo bene che per aiutare i comuni, così come è stato richiesto, abbiamo anticipato l'erogazione di tutte e 3 rate del Fondo Autonomia addirittura quest'anno ad aprile, per dare la possibilità di risolvere anche i problemi di liquidità ed evitare che i comuni possano ricorrere alle anticipazioni di cassa con ulteriori poi altri aggravi di costi. Una notizia di cronaca: ferisce la compagna e viene arrestato dai carabinieri. Un messinese di 37 anni è stato arrestato dalla polizia, in flagranza di reato, con l'accusa di maltrattamenti e lesioni aggravate ai danni della compagna convivente, nonché per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo è stato altresì deferito all'autorità giudiziaria per il reato di tentata estorsione. Da una prima ricostruzione dei fatti operata dal personale delle volanti, il 37enne avrebbe colpito al capo la donna lanciandole contro il telefono cellulare, per poi ferirla alla mano con un coltello da cucina. L'aggressione, secondo quanto ricostruito nell'immediatezza, sarebbe stata l'ennesima nell'ultimo periodo e sarebbe scaturita a seguito della richiesta di denaro da parte dell'uomo, non corrisposta dalla vittima, la quale dopo l'aggressione è stata costretta a rifugiarsi in bagno. Ad avvertire i poliziotti, la telefonata di un amico che, preoccupato, ha chiesto aiuto contattando il numero unico di emergenza 112. Quando gli agenti delle volanti hanno raggiunto l'abitazione, la donna, al telefono con la sala operativa della questura di Messina, è riuscita a raggiungere l'uscita inventando una scusa. Alla vista degli operatori, tuttavia, l'uomo è andato in escandescenza, sgomitando e resistendo attivamente al controllo, per poi provocare ad entrambi gli agenti lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Anche per la donna convivente, a seguito delle opportune cure, i sanitari hanno giudicato guaribili le ferite riportate in 10 giorni. All'esito delle formalità di rito, il 37enne è stato pertanto tratto in arresto dai poliziotti e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, condotto presso la casa circondariale. A seguito dell'udienza che ha convalidato l'arresto, è stata confermata la misura cautelare della custodia in carcere. Si precisa che per l'indagato vale il principio di non colpevolezza fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. E adesso un servizio sui dissalatori di Palermo. Arturo Cantella. A breve saranno pubblicati i bandi per i 2 dissalatori di Palermo che, così come previsto dalla delibera dello scorso 27 dicembre, saranno realizzati in project finance, quindi con il coinvolgimento dei soggetti privati. Parliamo di un investimento di 180 milioni di euro, di cui 10 di fondi regionali. Questo quanto annunciato dall'assessore regionale alla pubblicità Francesco Colaianni, che ricordiamo ha preso il posto dell'agrigentino Giovanni Roberto Di Mauro, che si è demesso recentemente. Nel corso della conferenza stampa l'assessore, presente anche Salvo Cocina, dirigente generale del Dipartimento della Protezione Civile, insieme al presidente Schifani e agli uffici del Dipartimento della Protezione Civile aggiunto Colianni, abbiamo esaminato la proposta di Webuild riguardo ai 2 dissalatori palermitani. Riconosciamo la grande competenza tecnica di questa azienda, che è in punto di riferimento nazionale e internazionale in campo ingegneristico. La ringraziamo per l'attenzione, tuttavia un'attenta analisi ha evidenziato che l'intervento proposto non è compatibile con i parametri economici stabiliti nella programmazione regionale. L'investimento previsto dal progetto Webuild, ha proseguito l'assessore, è di 875 milioni a fronte dei 180 previsti da quello del governo Schifani. È evidente la difformità anche in relazione a un significativo sovradimensionamento degli interventi e alla previsione dei volumi idrici, 3.000 litri nella proposta di Webuild, da 3 a 5 volte superiori rispetto al fabbisogno reale stimato tra i 600 e
litri al secondo dal piano della regione, ma soprattutto ha sottolineato il nuovo assessore all'energia Colianni, comporterebbe un notevole aggravio di costi per la finanza pubblica e per l'utenza, con un onere annuale di 274 euro l'anno per ogni cittadino palermitano. Il progetto previsto dal governo Schifani risulta dunque più sostenibile sia per l'amministrazione che per i cittadini. Ricordiamo che anche Legambiente Sicilia aveva detto no a questo progetto Webuild. Sentiamo ora lo stesso assessore Colianni. I piani sono elencati in una delibera di giunta, la numero 459 del 27/12/2024, che ad esempio proprio a Palermo individua 2 dissalatori con un costo di circa 180 milioni di euro per la fase realizzativa, 10 milioni ovviamente a totale carico della regione, 170 rispetto a un partenariato ovviamente che viene indicato nella delibera di giunta e che risponde insieme ad altri provvedimenti, come ad esempio i 3 dissalatori che a brevissimo si consegneranno nel giro di 2 mesi, che sono quelli di Porto Empedocle, che sono quelli di Gela, che sono quelli di Trapani, a dimostrazione che il governo Schifani sta dando una grande risposta sul tema idrico rispetto tra l'altro a un cambiamento climatico che riguarda le agende politiche internazionali. Gli uffici hanno valutato la proposta di Webuild, che ringraziamo certamente per l'attenzione. Webuild rappresenta uno dei riferimenti più importanti all'ingegneria nazionale ed internazionale, ma la proposta di Webuild non era corrispondente con il piano economico-finanziario ovviamente della regione siciliana, il nostro 180 milioni di euro, quello di Webuild 875 milioni di euro, e differiva anche rispetto al fabbisogno idrico. La proposta della regione di 600 litri al secondo fino a 1000 litri al secondo, quella di Webuild da 3000 litri al secondo in su, che diciamo era in eccesso rispetto al fabbisogno idrico, ma anche rispetto poi ai costi che sono voglio dire dedicati all'utenza, al cittadino, che facevano trasparire un costo annuale di 274 euro per cittadino palermitano in un hinterland di circa 839.000 abitanti. E dunque la proposta di Webuild, che ovviamente rispettiamo e ringraziamo Webuild per la grande attenzione che ha avuto per la regione siciliana, era difforme rispetto all'indirizzo pubblico, che è quello della delibera che prima ho citato. Linea alla regia per la pausa pubblicitaria. Torniamo tra poco con altre notizie e servizi. Il maltempo ha colpito ieri la zona del Messinese, allagando la ferrovia. C'è il servizio. Nelle ultime ore la Sicilia ha affrontato un violento nubifragio che ha causato notevoli disagi e danni nella zona tirrenica, colpendo anche il Messinese. La tempesta Ines ha portato intense precipitazioni con fango e detriti che hanno invaso le strade e i binari ferroviari, provocando l'interruzione della circolazione sulla linea Messina-Palermo a Santo Stefano di Camastra. Qui la situazione è stata particolarmente critica. La forte bomba d'acqua ha trasformato alcune strade in veri e propri fiumi, creando gravi disagi alla viabilità urbana e alla mobilità ferroviaria. La zona tra la stazione ferroviaria e il lungomare Barche Grosse, dove si trova anche il cantiere del porto, è stata duramente colpita. Sì, stiamo cercando di ripristinare i luoghi che una bomba d'acqua ha messo in ginocchio la linea fermata Palermo-Messina all'altezza della stazione di Santo Stefano di Camastra. Stiamo cercando con tutti i mezzi, sia di RFI sia con mezzi propri, stiamo cercando di risolvere il problema. Speriamo da qui alla lunga notte che ci aspetta di lavori cercheremo di ripristinare il tutto. In pochi minuti le intense precipitazioni hanno causato allagamenti e danni ai veicoli e alle infrastrutture. Fango e detriti sono finiti sui binari, rendendo impossibile il transito dei treni. Il trasporto ferroviario in questo tratto sulla linea Messina-Palermo è stato sospeso dalle 15:30 di ieri, 15 maggio. Le squadre dei tecnici di RFI, insieme al personale del comune e ditte private, hanno lavorato senza sosta tutta la notte e anche questa mattina per rimuovere i detriti e ripristinare il passaggio. Tuttavia i treni hanno subito ritardi, variazioni e cancellazioni, causando pesanti ripercussioni sulla mobilità in tutta la regione. Per garantire comunque i collegamenti è stato attivato un servizio sostitutivo con pullman tra Sant'Agata di Militello e Tusa.
con ulteriori corse per permettere ai passeggeri di raggiungere le destinazioni desiderate. Le autorità sono al lavoro per ripristinare le normali condizioni di circolazione. Oltre ai problemi sulla ferrovia, si segnalano allagamenti e danni anche a veicoli e infrastrutture urbane. Insomma, questa ondata di maltempo ha messo a dura prova la Sicilia tirrenica, ma le squadre di soccorso e i tecnici sono impegnati al massimo per tornare alla normalità il prima possibile. Siamo giunti allo sport. Domenica si giocano i playoff di promozione per la terza categoria. Carmelo Lentini. Si è concluso il campionato di terza categoria, che ha visto il Favara Calcio accedere con merito alla prossima stagione di seconda. Adesso è tempo dei playoff, che dà diritto ad una seconda promozione. Accedono agli spareggi promozione le seguenti squadre: Bovo Marina Montallegro, Don Bosco Casteltermini, Atletico Gattopardo di Palma di Montechiaro e Atletico Favara. Nel primo turno queste 4 partecipanti ai playoff si incontreranno tra loro in gara unica sul campo delle società che al termine del campionato avranno occupato i rispettivi gironi la migliore posizione in classifica. Quindi ci saranno i seguenti accoppiamenti: la seconda classificata con la quinta, vale a dire Bovo Marina Montallegro contro l'Atletico Favara, che si giocherà proprio al comunale di Montallegro domenica prossima 18 maggio a partire dalle ore 16. Poi la terza contro la quarta, vale a dire Don Bosco Casteltermine Atletico Gattopardo di Palma di Montechiaro, gara che si disputa al comunale di Casteltermine, sempre domenica 18 maggio a partire dalle ore 16. In questo primo turno, in caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità accederà al secondo turno la società meglio classificata al termine del campionato. La finale playoff, vale a dire lo scontro tra le due vincitrici, si giocherà domenica 25 maggio a partire dalle ore 16. Svanisce il sogno di vedere una grande Acragas, ma l'illuminazione allo stadio Esseneto ci sarà presto. Vediamo. Interessanti novità per la struttura dello stadio Esseneto. Il Comune di Agrigento infatti ha avviato un progetto di riqualificazione con un investimento di oltre 770.000 euro. Questo per rendere l'impianto più moderno, ma anche più efficiente dal punto di vista energetico e anche tecnologico, seguendo le tendenze della sostenibilità ambientale. I lavori riguarderanno la nuova illuminazione a LED, sistemi di controllo domotico e interventi per il risparmio energetico. Ringrazio l'ufficio tecnico comunale e tutti i dipendenti, scrive in una nota l'assessore Piparo, per il lavoro portato avanti con competenza e determinazione. Lo sport ad Agrigento continua a crescere, continua la nota, e noi continuiamo ad investire con concretezza sul nostro futuro. Senza intoppi burocratici i lavori dovrebbero partire al più presto. La questura di Agrigento domenica darà il via al torneo di calcio Interforze, un calcio per la legalità, in memoria degli appartenenti alle forze dell'ordine che hanno perso la vita in servizio. Il fischio d'inizio alle 9:30 allo stadio Esseneto. In campo rappresentanti della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria. Era questa l'ultima notizia, grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.